Questa settimana siamo a Ficarolo, paese dell'Alto Polesine, un paese interessante perché è un paese con tanti primati. E il primato più importante e più conosciuto è quello di questo campanile, un campanile con una pendenza importante, addirittura più inclinato della Torre di Pisa. Andiamo a scoprire questa città con tutte queste anime. Andiamo. Come sono i cittadini di Ficarolo, sindaco? Cittadini di Ficarolo sono persone che da una vita abitano qui e nonostante purtroppo l'alluvione che c'è stata nel 51, dove c'è stato un esodo importante, oltre 100.000 persone hanno abbandonato il nostro Polesine e i cittadini ficarolesi hanno ritenuto opportuno rimanere a Ficarolo e quindi continuare la propria vita lavorativa qua a Ficarolo. Però è ovvio che con il passare degli anni i cittadini ficarolesi si sono un po', diciamo, integrati con altre persone che provengono da altre regioni, anche regioni meridionali, persone di nazionalità diverse, insomma si sono integrate e devo dire che insomma, il nostro paese non è più un paese tra virgolette autoctono, ma è un paese con presenze di nazionalità diverse. Come si sta qua a Ficarolo? Benissimo, guarda. Allora, voi, al di là che voi state bene perché siete in pensione, Certo. o sbaglio? No. Però è ancora una città viva? No, non tanto vivo. Non tanto, è un po' tranquilla. A mio parere. È un po' tranquilla. Sì, molto. Ma quando era giovane lei com'era? Ficarolo non ci c'ero quasi mai perché tra moto, macchine, ero sempre in giro. Era al lavoro, quindi. Poi dopo ho fatto un buon ritiro qua. Sì, dopo la pensione, qua. Perché tanto amo Ficarolo? Beh, la prima motivazione sicuramente sta nel fatto che ci sono nata, ci sono cresciuta, quindi ci sono ragioni di cuore che si antepongono a qualsiasi altra cosa. Poi ho sempre amato e apprezzato, a volte anche con timore reverenziale, il confronto con il grande fiume. E lì io ho sempre avuto, anche solo passeggiando sull'argine, la possibilità di lasciare i miei pensieri, le mie riflessioni e insomma mi è sempre servito anche ad acquisire una certa forma di sicurezza, perché Ficarolo e Grande Fiume per me rappresentano davvero casa. Nel tempo ho sempre avuto la possibilità di confrontarmi con le persone, con i ficarolesi, lì ci si conosce tutti. Ficarolo ha davvero dentro di sé tante persone di buona volontà che lavorano spesso in maniera anche molto silente, ma che fanno tanto. Abbiamo delle associazioni validissime, abbiamo Proloco sicuramente che tutto l'anno garantisce attività, ma ne abbiamo anche altre che si affiancano al lavoro di Proloco e dell'amministrazione comunale per rendere grande il nostro paese, per cui questo sicuramente è un merito che va riconosciuto. I ficarolesi hanno un cuore grande, tanta voglia di lavorare, tanta voglia di fare, tanta passione, tanta voglia di mettersi in gioco e, lo ripeto, il cuore che sicuramente fa parte dei polesani, ma che io a Ficarolo davvero sento particolarmente perché ovviamente rimango ficarolese. Il nostro paese, anche questo è l'unico paese della provincia di Rovigo che va a confinare in poche centinaia di metri con due regioni, quindi Ficarolo in provincia di Rovigo, regione Veneto, si attraversa il fiume Po, attraverso il ponte, centinaia di metri, un paio di insomma 200 metri sulla destra abbiamo la regione Lombardia, 200 metri sulla sinistra del ponte abbiamo la regione Emilia-Romagna, quindi unico paese che confina con queste due regioni. Visto la vicinanza con le altre due regioni, vi rappresenta Rovigo come capoluogo? Geograficamente noi apparteniamo al Veneto, apparteniamo alla provincia di Rovigo, però la nostra cultura è sempre stata più rivolta verso Ferrara, perché la distanza tra l'altro in termini chilometrici abbiamo 26 km, 27 km da Ferrara e 42 da Rovigo. Il discorso scolastico dei ragazzi si sono sempre proiettati verso Ferrara e hanno avuto il loro percorso iniziato, delle superiori ovviamente e anche dell'università, iniziato e terminato
nella città di Ferrara. Lei aveva un passato come ristoratore, com'era Ficarolo negli anni d'oro degli anni 80, dove giravano tanti soldini? Era un paese, intanto c'era molta più gente, molto più viva. Lei basta che pensi che quando io sono venuto a Ficarolo nel 67 c'erano 15 bar. E adesso? 3. Aia. Poi c'erano più industrie e adesso 0. Però in ogni caso nel vostro osservatorio non state male. No, No. io Sei in pensione? sono tranquillo, non vado a cercare niente. Come pensionati qua si sta bene, fondamentalmente. Sì. E perché? Un paese tranquillo, così di pensionati sta bene. Non lo cambierebbe? No, Ma che cosa ti sembra di questo paese? Boh, è tranquillo. Non è che non c'è tanto. Voi sapete la prima piantina messa a dimora della soia, perché la soia non è un prodotto autoctono, è un prodotto importato e quindi è un prodotto importato nei primi anni 80. La prima piantina in Italia piantata e messa a dimora sui terreni italiani è stata messa a dimora in comune di Ficarolo. Una realtà importantissima che tutti conosciamo è Orogel, che lo conosciamo tutti. Insomma, tantissimi prodotti vengono coltivati, lavorati in questa industria. Attualmente sono circa un centinaio di persone impiegati all'interno di questa realtà produttiva importantissima. Abbiamo un riconoscimento anche della fragola insieme al comune di Salara. La produzione delle fragole sta sempre più scomparendo, a Ficarolo è ancora presente questo frutto importante che arriva dalla campagna. I pioppeti, la messa a dimora dei pioppeti, il comune di Ficarolo in provincia di Rovigo è il numero 1, nel senso che la quantità di pioppeti presenti sul nostro territorio comunale è il numero più elevato in provincia di Rovigo. Quindi insomma abbiamo veramente delle realtà e delle qualità importantissime, e devo dire che è l'unico paese della provincia di Rovigo, del Veneto e oserei dire anche d'Italia, in base alle dimensioni, ad ospitare 4 strutture socioassistenziali, 2 case di riposo, una pubblica, una privata convenzionata, una struttura per disabili, la più grande del Veneto, e un'altra struttura che è l'ultima nata, diciamo che è una struttura che accoglie persone che hanno commesso degli atti importanti e che sono in attesa di definizione, ma però insomma hanno delle patologie psichiatriche insomma importantissime. Siciliano qua a Ficarolo, lavori qua da queste parti, che impressione ti fanno queste parti qua? Una bella impressione, mi trovo bene. Sì, rispetto a dove abitavi tu, da che zona sei della Sicilia? Agrigento, provincia di Agrigento. Riesci a fare un paragone tra le due zone? E a questo punto ti chiedo anche quale delle due è migliore? Entrambe hanno i pro e i contro. Giù da me si sta bene a livello di clima e tutto. Qua come lavoro è meglio. Sì. Sì. Quindi una buona impressione di questa città. Sì, tenuta bene tutto, sì. Per contro però voi lo state vivendo il Po. Guardi, allora il Po è un elemento importantissimo del nostro territorio, ma sicuramente non solo per il comune di Ficarolo, per tutti i comuni rivieraschi. In passato il Po era sostentamento per le famiglie, perché soprattutto a Ficarolo c'era la pesca dello storione, che in passato erano tantissime le famiglie di pescatori. Giusto anche sottolineare il fatto che purtroppo non è più navigabile come una volta, e colgo l'occasione anche per sensibilizzare magari anche che ne so, gli enti di secondo grado, ma nello stesso tempo la regione Veneto, per avere un'attenzione maggiore nei confronti di questo fiume. Noi nel nostro piccolo comune abbiamo 4 chiatte
che è in una zona golenale veramente un paradiso, dove grazie ai volontari, insomma, e anche ai titolari di queste chiatte, si è riqualificato un'area importantissima, e tra l'altro una di queste chiatte è anche a destinazione commerciale, quindi ristorante sul fiume. Un turista di Treviso qua a Ficarolo, cosa l'ha portato a venire qua? A prendere un cappuccino. Ma però era la curiosità di vedere il campanile storto, No, cos'è? no. Tanto vengo spesso qui. Sì, è un segreto il motivo? Ho degli interessi. Ah, va bene, va bene. E quindi che impressione le fa questa città qua? Un bel paesetto. Sì. Ci vengo volentieri. Caratteristica di Ficarolo questo campanile storto, che tra l'altro è in funzione dell'altezza e anche della sua inclinazione, è secondo solo alla Torre di Pisa. È un veicolo di turismo questo? Allora, la correggo. Allora, è la torre campanaria più inclinata o più pendente d'Italia, ma è la torre di Pisa non è una torre campanaria, la torre di Pisa è la più pendente d'Italia, ma la torre campanaria più pendente d'Italia è il campanile di Ficarolo. Ma viene qualcuno a vederlo? Assolutamente sì, è un oggetto di selfie sì? E di fotografie anche di cinesi, giapponesi, insomma c'è un via vai di persone che vengono a fotografare, immortalare questo diciamo elemento caratteristico del nostro paese, ma non solo del nostro paese, stavo dicendo d'Italia. È il terzo campanile più alto del Veneto, il primo quello di Venezia, il secondo quello di Lendinara, il terzo quello di Ficarolo. Pertanto insomma è un elemento che viene fotografato quotidianamente da coloro che passano per il nostro paese, si fermano e scattano la fotografia. Il vostro è il più storto? Il nostro è il più pendente d'Italia. Il nostro più pendente d'Italia. Addirittura ha diciamo una pendenza con un fuori baricentro, rispetto al baricentro una pendenza di 2,71 m. È stato consolidato nel 2003 e se non avessimo fatto il consolidamento era previsto il collasso definitivo, perché continuava a pendere diciamo annualmente con una pendenza costante, ed era previsto il collasso nel 2011. Nel 2003 abbiamo fatto il consolidamento delle fondazioni. La stessa ditta che aveva fatto il consolidamento delle fondazioni della Torre di Pisa ha fatto il consolidamento delle fondazioni della Torre campanaria di Ficarolo. Siete tranquilli adesso? Adesso siamo tranquilli perché è monitorato costantemente, quindi si è stabilizzato, non c'è nessun tipo di pericolo, addirittura anche superato la seconda guerra mondiale, bombardamenti della seconda guerra mondiale, perché è stato bombardato l'alluvione e il terremoto del 2012 che è stato danneggiato in modo importante. Anche lì è stato ristrutturato, è stato sistemato e ovviamente adesso è anche addirittura visitabile con i suoi, non mi ricordo più quanti gradini, ma ce ne sono parecchi, e si può raggiungere la sommità e la cella campanaria. Ficarolo, perché si chiama così? La leggenda narra che Ficarolo nasce dalla questa pianta spontanea che è il fico, che è nato sul castello di Ficarolo, che oggi non abbiamo più, ma era un castello gemello del paese vicino che è Stellata, ma è una frazione di Bondeno, ed esisteva nel nostro comune un castello gemello. Sulla torre di questo castello nacque un fico in modo spontaneo e da lì prese il nome Ficarolo. Però io dico sempre che il Ficarolo è il paese più bello del mondo. E quindi è quello che penso io. Ecco. Sindaco, la ringrazio gentilissimo. Niente, grazie a voi, grazie della disponibilità e dell'opportunità che mi date per insomma portare sempre alto il nome di Ficarolo. Puntata finita, settimana prossima siamo ancora in Alto Polesine e che dire, è sempre un piacere stare con voi. Ciao da Leandro Maggi, ciao ciao.